Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo a Fontanellato in provincia di Parma, il comune che tra tanti riconoscimenti e anche bandiera arancione del Touring Club italiano si trova a 45 metri sul livello del mare e conta circa 7.000 abitanti. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. A voi Fontanellato! Fontanellato è un paese nella provincia di Parma, nella pianura padana, tra la Vimiglia e Po, quel pezzo di terra che ricorda un po' i racconti di Guareschi, di Don Camillo e Peppone, che tanto hanno segnato un po' la cultura popolare di tutta l'Emilia Romagna. Un paese a vocazione turistica, ricco di tanti monumenti, a partire dalla Rocca che in questo momento ci sta ospitando, poi il santuario sicuramente è uno degli elementi fondamentali dei beni culturali di questo territorio, le chiese parrocchiali, ma in generale tutto il centro storico, un centro storico di impianto rinascimentale perfettamente conservato, ancora vivo, di tanti negozi e tante bar e ristoranti tipici di questo territorio che animano appunto ancora un centro storico che continua a essere vissuto e amato da tutti i cittadini e apprezzato da tantissimi turisti. Un centro storico occasione di parecchie manifestazioni di carattere culturale, commerciale, mercati o concerti o altre iniziative di animazione rivolti ai cittadini, ma rivolti soprattutto a un pubblico di visitatori e di turisti che sempre di più apprezzano il nostro territorio. Da quest'anno Fontanellato si è arricchito di un'altra straordinaria emergenza culturale, il labirinto di Franco Maria Rizzi, il più grande labirinto del mondo in bambù, con all'interno uno straordinario museo che conserva la collezione d'arte personale di Franco Maria Rizzi, una delle collezioni d'arte più eclettiche e più particolari nel mondo del collezionismo. La Rocca è al centro, è circondata da un fossato con ancora l'acqua, il volano della nostra economia, perché intorno a questo si è sviluppato tutto un settore di piccolo commercio di vicinato e di turismo sostenibile, come è nella logica di questo comune che aderisce a club di prodotto importanti, a partire dal Touring Club, i Borghi più belli d'Italia, le Città Glow. Quindi siamo un comune che fa della qualità della vita, della qualità architettonica e della qualità dell'ospitalità sicuramente uno dei nostri obiettivi fondamentali, e questo è sempre di più apprezzato. Il borgo antico di Fontanellato è tutto raccolto, la parrocchiale di Santa Croce si trova a qualche metro dalla Rocca San Vitale. Andiamo a conoscere il parroco. Innanzitutto vi saluto, vi accolgo nella parrocchiale di Fontanellato. La chiesa parrocchiale è dedicata a Santa Croce. Fontanellato, come sapete, è famosa in Italia, possiamo dire anche per il suo santuario, però anche qui c'è una comunità parrocchiale e io ne sono parroco da 5 anni.
ecco, una comunità certamente viva, abbastanza fedele, ecco, si suddivide nella pratica fra appunto santuario, che offre tante possibilità e occasioni di celebrazione, e anche la nostra parrocchiale, soprattutto per le attività pastorali, per i sacramenti, ecco, per i ragazzi, quindi accompagnati dal battesimo fino all'ultimo passaggio, insomma. Ecco, per questo c'è un forte anche l'amore alla parrocchia. Il paese è votato soprattutto al commercio, è percorsa molto la via anche dei mercati, delle iniziative, anche in questi giorni ce ne sono, per cui è un paese spesso invaso, ecco, da tante persone. Speriamo di essere ospitali anche nei loro confronti, perché poi abbiamo cose belle, molto belle in paese, sia dal punto di vista civico, civile, la Rocca, e dal punto di vista religioso. A Fontanellato l'itinerario storico, artistico e religioso si lega con quello del gusto. A voi la gastronomia! Ci troviamo nel centro storico di Fontanellato, in provincia di Parma. Il locale Io Parmigianino, un locale un po' atipico dove si abbinano i cibi con le bevande e la possibilità anche di acquistarli. E vi presento i nostri piatti di cucina tipica parmigiana. Cominciando dagli antipasti, dove la parte del raleone la fanno i salumi, con il nostro culatello, prodotto DOP, la spalla cruda di pallasone e vari affettati, per cui salame, coppa parmigiana, palla cotta, da servire con la torta fritta, che è il nostro cavallo di battaglia sugli antipasti. Nei primi piatti presentiamo le nostre paste ripiene, quindi tortelli d'erbetta, ripieni di erbette parmigiano e ricotta, che sono il nostro piatto tipico della cucina parmigiana. Insieme anche ai cappelletti, che vengono fatti in due versioni, sia con la carne che senza carne. Quelli senza carne col parmigiano reggiano stagionato oltre 30 mesi. Passando ai secondi, abbiamo il nostro cavallo di battaglia della nostra cucina, che è lo stracotto di guanciale di maiale. È carne di maiale, quindi il guanciale stracotto nel lambrusco, che è il nostro vino tipico qua della provincia di Parma. E per finire un cotechino con purè, altro classico della nostra cucina. Nei dolci oggi presentiamo un tiramisù classico che va bene per tutte le stagioni. Da abbinare i nostri vini bianchi e rossi, cominciando da una malvasia dei Colli di Parma, DOC, passando per il nostro lambrusco e per la Fortana, che è un vino dolce frizzante qua della Bassa. Invito tutti a venire qua a Fontanellato, uno dei borghi più belli della provincia di Parma ma anche d'Italia, dove si mangia molto bene, si sta molto bene, la gente è molto accogliente, per cui un'ottima opportunità per fare un buon weekend. Con una guida del posto scopriamo i tesori nascosti della meravigliosa Rocca San Vitale di Fontanellato. Benvenuti al castello di Fontanellato, un castello costruito verso la fine del 1300 dai conti di San Vitale, che restarono qui per quasi 600 anni, fino al 1948, quando l'ultimo conte, Giovanni, ha deciso di vendere il castello al comune di Fontanellato. Ancora intatto è l'appartamento nobile di questa famiglia, infatti al piano superiore si possono trovare 6 sale completamente arredate con arredi originali databili dal 500 all'800.
sala delle armi, la sala da pranzo, ma anche la sala da gioco, quindi del biliardo, una sala da ricevimento, la camera da letto e ovviamente si termina con la galleria di famiglia, quindi i ritratti di tutti i conti che hanno abitato questo castello. All'interno del castello vi è poi una curiosità. In una torretta angolare è custodita una camera ottica. All'interno di questa torre vi è un prisma che, illuminato dal sole, riflette l'immagine dall'esterno e la proietta su un pannello. Quindi si riesce a vedere l'esterno senza essere visti, quasi una telecamera dell'epoca, un classico gioco di società della fine del 1800. La sala più importante però della Rocca è sicuramente quella affrescata da Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, tra il 1523 e il 1524. All'interno vi è raccontato un mito classico, il mito di Diana e Atteone, narrato nel libro terzo delle Metamorfosi di Ovidio. Mito molto difficile da comprendere anche per noi oggi, in quanto tante le interpretazioni legate ancora adesso. Sicuramente un piccolo scrigno di questa bellissima Rocca. Il castello di Fontanellato è uno dei pochi in Italia ancora circondato dall'acqua. Va infatti un fossato abbastanza profondo perché va dai 3 ma arriva a toccare anche i 4 metri di profondità. E all'interno ancora alcuni pesci come vi erano nel 600 che potevano pescare e mangiare un tempo il San Vitale. È ancora possibile visitare la Rocca San Vitale di Fontanellato grazie alle diverse visite guidate che vengono proposte tutto l'anno. Le guide infatti vi accompagneranno all'interno delle sale e vi faranno rivivere l'esperienza della vita in un castello. Il comune di Fontanellato, per portare tanti giovani all'interno del borgo antico, propone anche manifestazioni innovative. Andiamo a saperne di più con Gianluca. Siamo veramente contenti di questa terza edizione di Castle Street Food. Siamo venuti per la seconda volta qui per dare vita ad un nuovo assedio gastronomico. Li abbiamo chiamati così perché l'idea è quella di portare i migliori presentatori e i migliori rappresentanti dello street food su ruote in location magnifiche per attirare nuovo pubblico all'interno di location del genere. Come vedete siamo in un castello appartenente ai castelli del Ducato di Parma e Piacenza, un circuito di tantissimi castelli che si dispongono in questa vallata. Questi sono operatori che arrivano da tutta l'Italia e viaggiano in lungo e largo per far scoprire i prodotti appartenenti alle varie regioni. Questa cosa serve a noi per far vedere che un nuovo modello di turismo è possibile. Noi cerchiamo sempre di ogni edizione rinnovare quello che è l'offerta gastronomica e l'offerta di contenuti. Ci sono tantissime attività per i bambini, anche gli operatori sono stati contenti di vedere così tanto nuovo pubblico giovane che, rispettoso delle file, ha aspettato il suo turno per godere poi, e quello era la nostra responsabilità, offrire il miglior prodotto possibile. Un'altra eccellenza del territorio è il labirinto della Masone, ideato
e progettato da Franco Maria Ricci, cittadino illustre di Fontanellato. Ci troviamo nello spazio delle mostre temporanee che Franco Maria Ricci ha predisposto in questo primo piano, dove ci sarà la sua collezione privata, principalmente del Novecento, ma dei capolavori a partire anche dal Cinquecento. Una cosa straordinaria, l'abbiamo inaugurato questo spazio dedicato solo alle mostre temporanee con Antonio Ligabue. Facciamo presente che Ligabue è stato presentato per la prima volta 45 anni fa da Franco Maria Ricci con un catalogo sontuoso, meraviglioso, che oggi è diventato una cosa rarissima e non si trova più da nessuna parte. Purtroppo viene richiesto, ma non si trova. Questo è tutto dovuto al fatto che ha la passione e considera Ligabue uno dei primi maestri del Novecento. Unitamente a Ligabue ha voluto mettere anche Guizzardi, contemporaneo e conterraneo di Ligabue. Franco Maria Ricci è un cultore dell'arte in genere, comunque si conosce, si fa senza dirlo, tutte le pubblicazioni che ha fatto, e adesso ha costruito questo labirinto, ha fatto il labirinto più grande del mondo. All'interno del labirinto ha fatto questo immobile e un mausoleo stupendo, una piramide. Fontanellato è un paese d'arte sicuramente, straordinariamente importante, per cui possiamo invitare i turisti, specie per la peculiarità adesso del labirinto più grande del mondo di Franco Maria Ricci, ma soprattutto anche per andare a visitare Fontanellato, il castello di cui tutti rimangono entusiasti. A pochi metri dal centro storico di Fontanellato, in provincia di Parma, si trova il frequentatissimo santuario dedicato alla Beata Vergine del Santo Rosario. Andiamo a saperne di più con il priore rettore. Con vero gioia che vi accolgo in questo santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario in Fontanellato, in questa casa della Madonna dove per 500 anni ormai noi frati domenicani stiamo cercando di portare avanti ciò che i nostri padri sono stati chiamati a fare qui dalla Marchesa Pallavicini, cioè quello di animare con la nostra predicazione, con la fede, con il sacramento, in modo particolare l'Eucaristia e la confessione, la direzione spirituale, tutti i fedeli, che i pellegrini che qui vengono a rivolgersi alla Vergine del Bellamore, perché così viene chiamata la Madonna, è la Vergine del Bellamore. Poi troverete un cartiglio sopra al grande arco dove sono rappresentati i 15 misteri del Santo Rosario, dove c'è l'invito proprio di raccogliere rose e intrecciarle per la Madonna del Bellamore. In questo santuario ci sono tante bellezze artistiche, ma soprattutto ciò che risulta evidente è l'amore dei fedeli verso la Madre di Dio. Questa Madre di Dio che compie miracoli sia fisici ma soprattutto spirituali nella conversione. Un santuario fatto dai poveri per i poveri dell'anima e i poveri anche materiali, che tanti vengono qui ad affidarsi. In questo piccolo libretto, qui davanti alla Madonna, troverete tanti atti di fede
che possono raccontarvi questa grande realtà. Ogni 3 anni c'è questa bella consuetudine per cui la Madonna in certo qual modo visita la città di Parma, torna nella sua cattedrale e sta lì proprio per benedire tutta la città e la diocesi. Ma la cosa ancora più bella, e ve lo dico proprio col cuore in mano, è il sapere che nonostante 500 anni di storia, i nostri fedeli non hanno mancato mai una volta l'appuntamento con Maria. Maria li richiama e loro rispondono con affetto. E questo affetto viene corrisposto dalla benedizione della Madonna. Il nostro santuario fa parte di una comunità ecclesiale più grande, dove troverete la collegiata, dove troverete la parrocchia titolata alla Santissima Croce, dove troverete la chiesa anche di Maria Assunta, ma anche una nuova realtà, questa nuova parrocchia, che sono più comunità parrocchiali che insieme fanno una grande sinergia per annunziare il Vangelo ancora oggi. In fin dei conti, alla fine proprio del nostro discorso potremmo dire così: ciò che conta è annunziare al mondo ancora una volta la speranza. Maria porta della speranza perché è madre di misericordia, e qui la misericordia è profondamente toccata e sperimentata attraverso l'incontro con frati, attraverso l'incontro con la preghiera del Santo Rosario, attraverso l'incontro col sacramento della confessione e dell'Eucaristia. Avremmo la possibilità di usufruire dell'indulgenza dell'anno della misericordia. L'invito è molto semplice. Tutti, ma proprio tutti, hanno il diritto di ricominciare nella misericordia. Nessuno escluso. L'invito è proprio di venire, approfittare di questa grande occasione, accostarsi al sacramento della confessione, accostarsi alla direzione spirituale e ricominciare da Cristo, che vince, nonostante tutto, le nostre miserie, il peccato, il demonio, perché Egli è il vincitore che è misericordia, e la misericordia ha sempre la meglio sul giudizio. Con l'assessore al turismo andiamo a conoscere gli eventi più importanti dell'anno proposti dal comune di Fontanellato. Avete visto le immagini del nostro bellissimo borgo che vi offre tante occasioni per venirci a visitare, 140 mercati all'anno, la terza domenica è dedicata all'antiquariato, mentre l'ultima domenica si svolge il mercato di Rocca e Natura, un mercato che ci offre i prodotti della terra. Molto attivo anche il nostro teatro comunale che ci offre un ricco calendario di manifestazioni che sono dedicati a grandi e piccini. Molto frizzante anche le nostre proposte per quanto riguarda la stagione estiva. Quindi veniteci a trovare in qualsiasi momento dell'anno, vi aspettiamo con un'occasione nuova. Per un fontanellatese doc come me, che è nato qui e che ha generazioni familiari qui, voglio dire, devo ringraziarvi 2 volte, perché siete venuti in un paese che è molto ospitale, è molto familiare, è ricco di stupendi e meravigliosi prodotti buongustai, dal parmigiano al culatello, alla coppa, al prosciutto. Il nostro paese attira nel corso dell'anno migliaia di turisti che vengono a visitare il santuario e vengono anche a visitare il nostro castello, iniziato nel 400, con all'interno uno dei capilavori mondiali che si vede dal vivo solo qui, che è l'affresco del Parmigianino di Diana
e a Teone. Se voglio dire in dialetto, quando passi da Fontainebleau, fermiv a mangiare una fetta di culatelle e persut un tocco di formaggio grana. Fontanellato vi aspetta con la simpatia dei suoi abitanti. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate nella provincia di Parma. Ciao!